Siamo allora nel post partita di Team Service Car Monza Hockey Forte dei Marmi con la vittoria di Monza Cardiopalma per 3-2 con il portiere della squadra toscana Riccardo Gnata. Grandissima prestazione personale ma anche grandissima prestazione di squadra. Siete stati fin qui l'unica squadra che è riuscita a tenere Monza sotto i 4 gol fino all'ultimo, una gara davvero in bilico. Cosa è mancato secondo te a voi per portare a casa quantomeno un pareggio che sembrava assolutamente strameritato? Ma quello che ci è mancato forse è stata un po' di lucidità nella fase finale, dovuta comunque da un dover dare tanto per stare dietro a questo Monza. Penso che abbiamo avuto delle belle occasioni, soprattutto nel finale del secondo tempo, non le abbiamo concretizzate. Il Monza è stato bravo, è rimasto lì, ha trovato il gol a un minuto dalla fine. Penso che comunque abbiamo fatto una grande prestazione che abbiamo giocata fino alla fine. Ecco Riccardo, come tornate a casa avete una classifica che sicuramente non è delle migliori, comunque 4 punti in 5 partite. Da dove dovete ricominciare in vista della prossima gara che è già delicatissima contro Castiglione? Ma sinceramente secondo me noi la classifica dobbiamo guardare relativamente, dobbiamo pensare a crescere di partita in partita, lo stiamo facendo e niente, quando arriveremo alla fine del girone d'andata potremo dare uno sguardo alla classifica, per ora penso non sia importante guardarla. Conclusione Riccardo, non uscite sconfitti, ma qual è secondo te l'aspetto positivo da cui ricominciare e ripartire da qui in poi per Forte dei Marmi? L'aspetto positivo è che comunque abbiamo fatto un buon inizio di stagione, abbiamo avuto partite in piste difficili, compresa questa sera, e ce la siamo giocata con tutti, a parte col Trishno abbiamo fatto un cappotto in casa, però abbiamo giocato con tutti, sono tutti giocatori nuovi che giocano insieme per il primo anno e questa è la quarta partita, per cui siamo soddisfatti del lavoro, sappiamo che eravamo lì per fare meglio, però ci lavoreremo. Grazie mille. Grazie a voi, ciao a tutti.